mi non potessi mai parcheggiare a muso in zoo dal lato opposto. Sì, cioè del doppio senso. Se c'è doppio senso non si può parcheggiare secondo il senso di secondo il marcia. senso di marcia sempre. Sempre. No, qua penso che l'ago cagata più di qualche volta nella vita. Ma visto che si avvicina l'estate, pensa via Miramare, no? La gente che va verso il castello di Miramare, vedi lo spazio a sinistra. Sì. Ora che fai il giro il posto si è perso, lo sappiamo tutti, cosa fai? Se parcheggia va contro man. Poi la sera su e dici, boh, vabbè. Ma nel momento in cui questo si deve rimettere nella circolazione, siccome noi avevamo la guida dal lato sinistro, lui se metti fuori col muso cosa vedi? Niente. Mi metto un altro esempio che ho trovato anche recente, che la rileva Mauri. Due fioi che attraversa tra le auto in sosta e le viene investite. L'auto in sosta, che dici, boh, no, una delle due si è messa nel senso contrario a quel di marcia, quindi invece che essere con nel stato senso, diciamo che parcheggiata a destra col muso in avanti, sei all'incontrario. Questi attraversa de drio, vabbè no, ma è determinante perché, specie se la macchina su un SUV, e avere il muso, e praticamente il muso mica arrivo, posso al limite percepirla. La macchina in sosta, se è parcheggiata all'incontrario, te sbuca dal dio, e quella macchina che non ha né arte né parte per l'automobilista, in realtà in un lieve di incidente viene sanzionata.